200.000 metri quadri di lotto, 130 negozi, 30 ristoranti al suo interno divisi su 2 piani, un albergo a 4 stelle con 135 camere, un cinema con 8 sale, un teatro, una sala conferenze con una piazza modello anfiteatro greco-romana e una fontana che garantirà tanto spettacolo con un getto d'acqua di oltre 25 metri di altezza, ne fanno il centro commerciale più grande del sud Italia. E quindi oggi siamo qui al Maximall Pompei per visitarlo, valutarlo e soprattutto mostrarvelo. È la nostra prima volta, quindi pure per noi sarà la prima volta che lo vediamo. Io nel frattempo ho fatto la prim, ho sbagliato già strada. Cioè il centro ce l'ho là praticamente, sulla nostra destra, però è talmente russo, stanno non so quanti parcheggi, abbiamo già sbagliato strada. Perfetto. Cioè è assurdo, c'avevo il parcheggio a destra. Guardate caro stung mo. Incredibile. Allora quindi visto che dobbiamo pure valutare, la prima valutazione la faccio sulla segnaletica. Non sa c'è lo stung, cioè veramente non so dove sto. Se sto in una strada, non sa c'è lo sto yen. Cioè questa è la cosa clamorosa. Perché? Perché non mi capita l'erba parcheggiare. Cioè tenevo il parcheggio sulla mia sinistra, ma non era capito se era effettivamente quello il parcheggio. Perché non... Secondo me stava alle spalle di quel parcheggio. Sì, ma non sto a Mien. Ma non lo so solo che siamo nel traffico. Ma è assurdo. Vabbè, sarà perché è la prima volta. Sarà perché è Natale. C'è troppa gente. Mamma mia. Ma è stato in una casa. O prima su un po' via. Ma poi non ci capite, cioè, vi riducete all'ultimo per fare questi regali. Ma statevi un po' a casa. Ma pure tu li fai? Vero? Cioè, ma io lo vedo da dentro questo. Che è stu cose, nu quanti? Guardate la Rui, guardate la Rustam. E guardate la Rustam. Stiamo bloccati in tuo traffico a mezz'ora. Sì, ma volesse capire a Rostung, a tutti gli abitanti di Torre Annunziata e dintorni. Fatemi sapere dove sto, che cos'è questa strada. Cioè, voglio, ma non è cosa. Cioè, se sbaglio strada, poi mi devo fare il giro, tutto il giro del centro commerciale, lo devo circumnavigare. Eh sì. E me la ci fa pure in tuo traffico. Ci devi girare intorno per poi ritornare ai parcheggi, credo. Per la chiagnere. A Rostung! Arapello qui, arap su quanci. Fammi trasì logo di a parcheggiare in avanti. Eccoli i parcheggi! Eccoli! Come si arriva là? Come? Potevano fare una strada così, fiu. Bravo, cioè che là così facile, facevo una strada dritta. Invece no, ci sta sempre in traffico. Ah, io penso che ci stiamo. Penso sia questo il parcheggio. Molto cadino. Ah, mamma mia, guarda, mamma mia! Ci abbiamo fatto più il tempo per trovare il parcheggio che per arrivare al centro commerciale. E considerate che per arrivare al centro commerciale ci abbiamo messo mezz'ora. Le cagate su tesora. Uno dei motivi principali per cui questo centro commerciale ha suscitato la mia attenzione, la mia curiosità, sono state le tante critiche che ho letto su TikTok. Perché dovete sapere che questo centro commerciale si doveva aprire il 14 novembre, si è aperto un mese dopo, il 15 dicembre o il 14 dicembre, comunque un mese dopo. E poi tra l'altro ultimamente si è pure allagato, quindi stanno molti commenti negativi. E quindi volevo un attimo capire, ma stanno iniziando a piccola. Poi c'è questa scala mobile praticamente in mezzo alla strada. Ma poi non è mobile, è immobile la scala. La scala immobile. Perfetto, grande. Ma com'è? Cioè, come vedete, stanno le macchine che passano sotto ed è una scala mobile esterna. Ma poi non ci capite se si sale o si scende qua. Cioè i ragazzi mo sono scesi, noi stiamo salendo. Allora non siamo del tutto entrati e già tengo una decina di domande. Ok ragazzi, siamo ufficialmente dentro. Questa è la nostra first reaction. Vabbè, è un bello centro. Internamente adesso ve lo mostro. È veramente un bel centro. Ecco qui, noi siamo entrati qui dove sta Sephora, dove sta Pull & Bear. Bei colori. Dai, ci devo un attimo. Ora vi giù che sto surando. C'è Zara, c'è Pull & Bear, c'è Sephora, però un bei cesso, sto pisciando sotto. Allora c'è anche Pandora in occasione del Natale. E giustamente Pandoro, panettoni, quello che volete. Allora c'è anche il solito Bershka e c'è una grandissima novità, ossia Starbucks, che noi una sola volta l'abbiamo visto, cioè a Madrid. Poi c'è Skechers, che voglio, è da poco che si sta portando tantissimo sta marca di scarpe sportive da provare. Comunque stiamo girando, ma non siamo riusciti a trovare ancora un bagno, che è la cosa più importante. Comunque io vi faccio un'altra rapida visuale di tutto quello che vedete invece in quest'altra area. Caffè Moreno per un buongiorno più sereno. Qui si è anche aperto il negozio Rubino. Dammi tanti motivi per amarti. Allora devo andare in bagno. Un ottimo motivo per appenderti. Sì, però con me vai oltre. Vai oltre le aspettative. Allora, qui c'è Snipes. Qui c'è il mio negozio di ottica, Vision Ottica. Per chi non sapesse, il mio cognome è Visone. Siamo toccata. Ci abbiamo fatto un giro, ci siamo fatti veramente il giro. Perché come vedete, diciamo, la struttura è comunque circolare. Tipo quella del Vulcano Buono, sta essere, più o meno così. Più o meno. Servizio, ma dice diritto.
I servizi ci hanno fatto servizi. Visto che dobbiamo valutiamo proprio tutto, valutiamo pure il bagno. Allora, questi sono gli interni di questo bagno, color noce. Pare che gusto nen. Vabbè, bagno classico, UCS classico, molto pulito, con discarico automatico. Unica cosa scomoda, la luce. Cioè, mentre stai facendo la pipì, si spegne. Quindi ha sensori. Mi è capitato 2 volte, mentre sto pisciando, faceva così. Parevo tricheco in calore. Allora, una volta che ci siamo liberati, possiamo continuare il nostro giro. Qui c'è, diciamo, tutta la parte sportiva, perché troviamo prima Nike, JD e Foot Locker. Al cotta a te. Wow, com'è bello però, guarda. Ah, tutto tema Natale, tutto rosso. Una delle novità assolute di questo centro commerciale è questo negozio qui, Lefties. Su 2 piani di negozio, non si era mai visto in Italia. È tipo un negozio, vabbè, tipo Primark secondo me. probabilmente sì. Comunque con prezzi accessibili. Poi ci andiamo a fare un giro. Perché alla fine ci può stare. E guarda, mi dà la stessa impressione di H&M. Mi dà quell'impressione là. È fatto bene come negozio. Attenzione a Lefties, Le camicie 7 euro e ce n'è, ma non ce l'ho. Guarda, 7 euro. Guarda, metti una volta, si scolla la culla. Guarda, metti la camisa in culla, 7 euro praticamente. Una folata di vento te ne vuole, tu la camisa. Ecco, 42 euro. Mamma. Oh, però guarda, le magliette così non è male. Ma questo è bello poco. Se la camisa sta 7 euro, questa sta 2,50 euro. Ecco, 13 euro. Ma come? Sa che sta la maglietta e la camisa? Oh, 3 euro. Qua 3 euro sta maglietta. Ah, ma questa però è diversa rispetto a quello. A parte che è senza fantasia, ma poi è pure diversa di qualità. Ragazzi, venite da Lefties, non è una sponsor perché non mi hanno ancora pagato. Non mi pagheranno mai. Che ne pensate? Devo andare assolutamente in questo negozio qua, New Balance, perché dovete sapere che c'è un paio di New Balance che ho sempre voluto vedere da vicino, ma non l'ho mai trovato. Ma perché? Perché non sono mai andato proprio in uno store della New Balance. Devo vedere quel paio di scarpe perché voglio vedere da vicino. Le ho trovate già? Sì, sono quelle. No, non sono quelle. Quelle là dico. Dovrebbero essere queste qua. Non me le ricordo. Allora, sono molto simili a questo qua. No, sono simili però effettivamente non sono quelle là. Oh, ci stanno anche le nostre. Eccole qua, le 5,30. Wow, queste pure sono proprio fighe. Mamma mia, bello. Pure i colori. Comunque non le trovo. Ma voglio pure queste. Mamma mia, che scarpe. Bello. Comunque non le vedo. Non sono riuscito a trovare neppure questa volta da vicino quelle là che dico io. Non so come si chiamano. Magari ve le metto qui come foto. Me lo dite voi. Qui continua la parte sport con Cisalfa. E signori, store del Napoli, che non poteva mancare. Poi guardate qua come è fatto. È tipo scavato. Non lo so. Sembra una roccia. Altro negozio sportivo, Adidas. Poi c'è, penso, la parte di giochi. Arcade, penso che dove si gioca. Ragazzi, qui ad Arcade c'è anche football. Vediamo questo tiro. Bello, quanti punti? 4. Sempre meglio di me. Tra i vari negozi c'è anche P-Quadro, algebra. P-Quadro, non è una cosa l'algebra? No. E credi? Non lo so se è algebra. Devi capire che è P-Quadro? No. No. Credi che lo cosa? Tipo... Alfa. No. Pi greco. No, P-Quadro. Ah, poi un faccio a scuola a 20 anni. Poi c'è Levis. E tu? Levis? O non Levis? Non l'ho visto. Ah, non l'hai visto, ok? Altra rapida carrellata. Vi mostro un po' l'ambiente qui. Ma sempre molto molto largo. Bello. Tutte le luci di Natale. Vabbè, siamo venuti pure in un periodo che cazzo. Ah, però è molto bello. Ma il centro all'interno veramente che cazzo è bello. Mastro Geppetto. Ah giù. Wow, voglio E chi è Mastro Geppetto? vintage, c'è tutte le cose c'è tutte le marche. Borse vintage. Ma sono vecchi, che avrei? Allora voglio il piano superiore, ce lo siamo fatti praticamente tutto. Adesso tocca al piano inferiore, perché vi ricordo che sono 2 piani. O almeno queste scale qua sono mobili, non come quelle di prima, immobili. Guardate qua, subito appena scendi di faccia Swarovski. Quindi risaliamo. Andiamo da Mastro Geppetto. No, noi andiamo a casa direttamente. Allora, Swarovski è uno di quei negozi dove non posso mai entrare. E se entro faccio una figura in mezzo. No, amo, perché non è che chissà che costi hanno, Ci sono pure cose che non costano tanto. Quindi posso trasì? Posso pure asci? Buono. Roberta che si dirige nel negozio di Douglas Costa. Douglas si legge. Douglas Costa. Dove gioca? Non lo so. Wow, you Original Marines. Un negozio che non vedo dai tempi di quando ero piccolo. Mi vestivo Original Marines. Mamma mia, bellissimo. Bei tempi. La tua rostivo. Lasciate un mi piace se anche voi da piccoli vi vestivate Original Marines. Infatti questo stavo dicendo, negozio completamente Milka, negozio completamente di cioccolato al latte che se mangio mi cago sotto. Poi c'è Geox, la scarpa che respira, es respira. E a te t'han mancociato, a proposito isciato, ciuravoc, caffè paura. Aspetta, stai zitto un attimo. Ma tu non stai a dieta? No. Voglio veramente, c'è qualsiasi tipo di cioccolato Milka, mamma mia, ma stava nel genio. Ragazzi, guardate qua quanto è particolare, la cassa del Milka con anche i cornetti, le ciambelle e tante altre cose. Che cazzo? La prima volta che ti vedo pagare. Vai, abbiamo inaugurato così, con questo acquisto, il Maximum a Pompei. Reagisci a questo che ti stai mangiando, perché è la prima volta che li vedo, che cosa sono?
Sono mini wafer, ricoperti di cioccolata Milka. Sono buonissimi, guardate. Guardate, guardano solo però, non possono assaggiare come me. No, ma buonissimi. Ah, vabbè, ci fidiamo, eh. Poi ragazzi, se volete anche un panino salutare, sta anche un tun. Fai tun, pomodoro e insalata e un panino salutare. E voglio, ciao. Voglio andare un attimo da Yamamai perché... Chiama mai? Sì. Ma che non chiama mai lui, eh? Cioè, da chiama mai? Mai. Sì, sì, ma giocata, bravo. Per il 31. Ho questa. Ho questa cacarinna coppo. Tenta la rinna, Oh, shit. Cos'è? Non ridi più? Magari ti ha ricoverato. E per la prima volta in un centro commerciale anche Victoria's Secret. E ovviamente ci dobbiamo andare. Certo. Ovviamente dobbiamo andarci a fare un giro. Io me ne comincio a fare uno. Ecco il primo giro. Posso dire una cosa negativa? Su di me? No. Ah, sul centro? Quale? Non prende il telefono, la linea internet non va bene. È la cagna linea. Non deve essere una linea, deve essere un cerchio. Vai nel tuo mondo. O nel mio. Oggi Roberta mi ha chiamato, ha detto guarda qua mo. Guarda questo pigiama, 90 euro. Ecco, chi mangia a cucca sera? La regina Elisabetta. 90 euro. Prima di mettere niente in gol. Queste mutande per esempio quanto costano? 17 euro. C'è un po' fanno pirdo cadino, che ne la puoi spurcare? Ma questo non ho capito che cos'è, una corda di chitarra. Ma questo negozio come si legge? Legami o legami? Non l'ho mai capito. Poi in fondo a tutto a questo piano c'è Zara. Allora Zara sarebbe Sara, però non in italiano, in un'altra lingua. Che lingua potrebbe essere Zara? Tedesco. Oh, voglio guardate invece qua che bellissimo negozio di giochi. Hamleys. London, perché questo è quello che sta a Londra. Ma infatti sì, adesso ci entro perché io sono un bambinone. Qua è clamoroso questo negozio. È pieno zeppo di giochi di qualsiasi tipo. Oh, voglio che capata qua. Allora, in pratica qua stanno gli orsetti sgonfi praticamente, non ci sta niente dentro. In questa macchina di gonfia con... che cose dentro? Il peluche. No, è tipo la lana, Sta qua dentro, cioè praticamente ti gonfia l'orsacchiotto che tu scegli e poi vieni qua e te lo puoi venire a personalizzare come vuoi. No, qua, là, Aro. là, stanno i vestiti. Ah, è piccano i miei vestitini. Eccoli qua. Ma si fa in America sta cosa? Sì, si fa in America, ma io penso che lo conosco, cioè sanno già. Allora, se sono come me no. Ma che ci fai in mezzo alle bambole? Ma che ci fai? Ora ti testo, devo vedere se sei un vero fan. E Wayu? Ciao. Grande. Grandissimo, grandissimo. Cioè, sei a Catan di tutto e di più oggi. No, Ma come niente? Quello che tiene in mano che è? è la cifra che volevo da un sacco di tempo. Allora, per il momento siamo 2 acquisti a 0 per te. Devo fare un acquisto per ribaltare la situazione e portarmi sul 3-2. E lo posso fare solo in un posto, il 3-2. Praticamente, Wayu, qua siamo usciti fuori. Cioè, una volta che siete usciti fuori, Oh, ci sono tutte dove mangiare. esatto ragazzi, questo è il posto che intendevo prima per ribaltare il risultato e portarmi sul 3-2. In pratica c'è tutta quest'area fuori dove c'è questa fontana ancora in ristrutturazione praticamente, ancora... No, ma non è vero. Questa all'improvviso caccia l'acqua, non è ristrutturazione. Vabbè, comunque quella di cui parlavo all'inizio nell'intro, e ci stanno anche i gradoni, cioè praticamente vi mettete proprio a vedere lo spettacolo qua fuori e poi stanno tutti i locali dove andare a mangiare e io già ho in mente dove andare. C'è anche McDonald's. Vabbè, comunque si godrà in questa parte del video perché siamo nell'area ristorazione e quindi non potevo che inaugurare questo centro commerciale a modo mio, mangiando. Certo, dobbiamo provare anche l'area cibo. Ah, e tra l'altro a proposito di cibo c'è anche Chalet Ciro. Chalet Bum Bum. Non ci credo. Crocchettone classico per noi. Senti qua, senti. No, ragazzi, però devo dire una cosa. Ti sei preso il pezzo più grande. Ma non è uguale, è uguale. No, è più grande. Ma mamma mia, capala. Oh, ma ci cucino proprio cannarona. Mamma mia. Voglio buon appetito. Voglio nel frattempo è partito lo spettacolo della fontana. Maronno! Ma che mostro! Wow, sembra tipo il Vesuvio quando speriamo non esplode. Guardate qua tutta la gente che sta fuori a guardare lo spettacolo. Voglio, sono tutti quanti usciti qua per guardare lo spettacolo. Ciao, applausi per me. Ma sono sicuro che ci fa cagare sotto l'acqua. Cioè è proprio diventata un'attrazione, voglio, per il centro commerciale. Cioè tutti quanti hanno appeso gli acquisti per uscire pure a guardare. Guardate qua, siamo tutti quanti qua come le formiche. Ma parne i piastrelli con po' fuoco, quando appiccio fuoco mentre la pendola con l'acqua con. Dai, facci emozionare, acqua. Pazza! Andino, ma che qualità vero, bello. Ragazzi, è proprio il caso di dirlo, la fontana è appena venuta. Mi dissocio ovviamente. Bello però, voglio bello. Signori, ora si va di pasta e piselli e scarpariello. Quindi andiamo di primo piatto, che è uno spettacolo. Troppo assai. Cioè, prima ha detto che io ho preso il crocchè più grande. Mo c'ha lei la porzione di pasta più grande e io quella più piccola. Come la mettiamo nome? La mia. Vabbè, con cavata lunga. Buono, 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 ma io già li conosco.
Le sorprese però non finiscono qua, Ma che muerz, scapata. Buono. Aglio piatto finito, tra poco neppure nella lavastoviglie devono metterlo perché l'ho pulito completamente. Però c'è un bis da fare, signori. Godo. Ma non stavi a dieta? Sensi di colpa? Allora abbiamo mangiato l'antipasto, il primo, manca il secondo. Eh sì ragazzi, serviva pure il secondo, ovviamente al McDonald's. Allora voglio, prima che le apro, scrivetemi qui sotto nei commenti cosa ho preso al McDonald's secondo voi. Avete 5 secondi. 1, 2, 3, 4, 5. Chi ha indovinato gli lascio un cuore rosso. Ovviamente ragazzi, la mia cosa preferita al McDonald's, le alette di pollo. Mamma mia, che bellezza. Mamma mia, ma aspetta un attimo, si ne sta cadendo il telefono. Ma no, mi sto facendo male. Il prossimo morso ve lo faccio con la vista dietro. Comunque ogni volta che mangio le alette, a parte è una goduria immensa, ma poi non capisco perché ogni volta mi dimentico che sono pure, come si dice? Piccanti. Sono piccanti, mamma mia, sono sempre più piccanti queste cose. Però sono sempre più buone, guarda qua. Secondo migliore non esisteva. Non ci credo, oggi è cardinaletta Andermo, la più grande pure. Assurdo! Perché? Perché non te sta fermo un attimo. Vabbè, diciamo la letta, ci piace, dai. Ragazzi, e con una letta in meno chiudiamo qui questo video. Guarda, mentre che fa freddo la letta che c'è il fumo. La cuccami. No, la letta. Tu vedi? Ma pure la cuccami però. Abbo. Mangiate un morso per un po' pulito. Signori, questo video finisce qui, spero vi sia piaciuto. È un video molto diverso dal solito. Vi ho mostrato per la prima volta questo centro commerciale. Ci sono delle cose negative, tipo l'ingresso non l'ho ancora capito. L'ingresso principale non si sa qual è, sono Bravo. tutti principali Sono tutti praticamente. ingressi principali e tra l'altro quello dove siamo entrati noi, il scalo mobile erano immobili. Seconda cosa è il parcheggio, da capire. Uno parcheggio perché ho sbagliato ingresso di un parcheggio, ma già avuto da fare mezz'ora di fila per entrare. La linea dentro non prende proprio. Se c'era il wifi non ci abbiamo fatto caso, non lo so. Però voglio dire la verità, molto bello, grandissimo, quindi rispetto al fatto che è stato denominato il centro commerciale più grande del sud Italia. Bella pure questa cosa della fontana, perché credo sia l'unico centro commerciale che c'ha questa cosa. No. Anche la Reggia, ma anche Vulcano Buono se non sbaglio ce l'ha. Questi grosso, però bello. Comunque niente signori, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e soprattutto buon anno nuovo. Vi voglio bene e voglio